Andiamo a farci un giro in moto. Oh. Sinistra a destra, Romeo. Sinistra pila. Perché ti aiuta perché sudore a Scanarello, eccesso veicoli autorizzati. Comunque forse non lo so, sopra vediamo e poi torniamo giù. Oh. Dove voglio andare? Un po' trovo eccetto veicolo autorizzato. Oh. Arriviamo qui che c'è il ponte con strada normale. Ecco poi qua. Ma sì, dai, insetti. Sabato mattina in negozio. Col mercato. Ma guarda che bel sole che c'è. Sapete cosa vi dico? Andiamo a farci un giro in moto. Bene signori, si parte, direzione Benzina e poi Porto Levante. Mettiamo i guantini, sistemiamoci, temperatura adeguata, ci saranno 20 gradi al sole, 21, 22, 23. Pronti, attenti, accendiamo anche il controllo gomme, che è una cosa che da quando ce l'ho non posso non averla, cioè se è scarico io vado in crisi perché non posso tenermi controllato. Okay. Benzina time, super, banconote 3. Quando ci dobbiamo sporcare le mani, 10 euro mi bastano per un bel po'. Ops. Avete mai beccato i distributori, quelli con la voce? Sono meravigliosi quelli che ti parlano in dialetto della città in cui sei. Bellissimi. Un po' di allegria. Ok. Bene, ci vediamo in strada. Si parte, Delta del Po, stiamo arrivando. Eccoci, qui inizia la via dei vivai che ci porterà verso Piove di Sacco, verso Venezia, Chioggia, insomma. Arancione e via. Via Orti Ovest, perfetto, un po' di argento, non c'è nessuno, siamo solo noi, c'è un vento pazzesco, non riesco neanche a parlare. Ragazzi, mi faccio un bel caffè. Sinistra a destra, Romeo. Sinistra pila. Tu vai verso pila. Verso Pila. E dopo Certo. stai sull'argine. Cerco l'argine. Invece di fare la strada bassa, fai la strada alta che è più bella. Più bella perché vedi tutto il delta, la strada alta. E vai fino in fondo a Pila. Va bene, la ringrazio per le chiacchiere. Vado. Buon viaggio. Ho tutto, sì. Grazie, è stato un piacere. Buona giornata. Bel motore.
E quindi cosa è successo? Mi sono cambiato, stavo preparando la moto, è uscito dal bar questo signore che ovviamente ha visto la nostra Himalaya e sconvolto ha iniziato a chiedermi di tutto. Non la conosco, io sempre sono andato in giro con moto tipo così, enduro, parlamene un po'. Niente, un altro colpo di fulmine ho lasciato in giro, ragazzi, questa moto. E iniziano già insettoni che vengono addosso al casco, alla giacca, e ho già tutta la visiera che è un cimitero di insetti. Madonna, io saluto, ciao. Sì, mi ha salutato. Mi è arrivato un altro insetto in bocca, per fortuna avevo la bandana, fanculo, troppi insetti sta zona. Amici, benvenuti a Porto Levante, frazione di Portoviro. Barche, barchette, addosso, i chips, no, sono GS, e questi dove vanno? Guarda qua il raduno di moto, guarda quanti, guarda che festa grande. Vediamo per di qua. E ok, accostiamoci e troviamo la strada giusta. Accostiamoci. Ok, siamo proprio... Questo io mi trovo bene perché ti aiuta per il sudore e in più ti dà un po' più di spessore per il casco e ti incastri molto meglio. Quindi rimettiamoci il signor... Madonna, il casco schifosamente sporco, tutte le visiere, quella del sole interna, quella esterna. Bene. Allora, siamo arrivati, giusto? Adesso faccio esci, chiudiamo Google. Io ho una piccola cartina con delle città carine da andare. Ora siamo a Porto Levante, dobbiamo andare a Scanarello, Pila. Ma dobbiamo andare a Pila? Scanarello, andiamo a Pila, proviamo a mettere Pila e ci facciamo fare strade pazzesche, anche se ho saltato 2 o 3 tappe che devo fare, ma magari ci porta. Pila, ok, evita, preferisci strade non pavimentate, perfetto. Vediamo che giro ci fa fare adesso. E quindi siamo in mezzo alla laguna. Oh, guarda che ci sono i fenicotteri e sono rosa, che bello. Ah no, sono ancora bianchi, sono un po' rosa, diventano rosa perché mangiano tanti gamberetti, no? Guarda i fenicotteri, guarda che stanno atterrando. Benvenuti, guarda che belli. Sì, sono bianchi sul rosa. Guarda che belli. Sì, sono rosé, fenicottero rosé. Non me lo aspettavo di trovarli, vi dico la verità. Quelli là. E qui eccesso veicoli autorizzati. Io vorrei autorizzarmi. La IMA è sempre autorizzata. Comunque forse perché sono fresco di zona mi deve ancora emozionare, sto aspettando la zona dove mi emoziona, dove mi emozionerà, perché capisco fare magari valli, montagne, cioè una cosa così, una strada in mezzo al mare, su un argine, cioè voglio trovare qualcosa che, perché per ora non ho trovato niente che mi farebbe dire wow che figo, cioè non esiste. Ciao amici, ciao. Vediamo cosa c'è dopo questa salita, se si può vedere qualcosa di interessante. No, sì, un argine. Oh, laguna ragazzi, laguna, mare, laguna. Osman continua a farmi andare dritto. Oh, qua mi fa andare a sinistra, ma dove? Qua su? Ma no, perché no? Io voglio fare lo sterrato. No, quello non si può fare. Mannaggia a me, qua era bello anche col drone, immaginatevi il drone qua sopra che ci riprende mentre andiamo avanti con sti alberi secchi marroni a destra e tutto sto verde a sinistra, o da dietro con la videocamera Insta che ho perso. Anche il Licico è carino, lunghetta carino. Va bene, proseguiamo, vediamo, la direzione ho messo direttamente Pila, che io a Pila mi portava il mio nonno in barca, venivamo qua in macchina con la sua barca e poi ci facevamo il giro. Questo qui me ne accorto. Grazie. Addosso normale.
per fortuna sono qui adesso perché a breve, cioè sono le 3, a 3 ore dovrebbe essere un momento bello col tramonto. Campi, verde, acqua, laguna, però vedete, cioè ancora non mi emoziona, forse sto sbagliando strada, non è questa, boh, scoprirò più avanti. Finalmente uno sterrato, ciao, eccetto se condotti a mano, ma si può? Ecco di sì, ma condotti a mano sul ponte. E come faccio a portare? Ah, sul ponte? Sul ponte. Ah, sì, vabbè. Come fai a portare a mano? Vabbè, la spingi a mano sul ponte. Vabbè, La tua è più leggera della mia. non lo so. Sì. Quanto pesa la tua? Cos'è? KTM? 240? Beh dai, 200 kg miei, 240 tuoi, sì. Siamo lì più o meno. Provo? Ciao. E vai di sterrato. Fanculo. Oh, alleluia. Un po' di sterrato. Il tipo non so che moto aveva. Non sono esperto di ogni muso, forse era un KTM, non lo so. Finalmente un po' di sterrato. Guarda che buse, pian. Buchi seri. E qua che strada mi dice? No, mi diceva di andare di là. No, mi dice di andare dritto. Ah, ma non si può passare per di qua. C'è scritto eccetto mezzi autorizzati. Vabbè, andiamo da sopra, vediamo, poi torniamo. Cazzo ragazzi, guarda che sterrato, ma veramente non posso farmelo, ora inizio a divertirmi. Qua dove mi fa andare? A destra? Ascolta, io mi autorizzo come al solito, ma là si poteva girare a sinistra? Io non ho visto nessuna strada a sinistra. Non sono esperto di ogni... 100 autorizzati. Ce la facciamo? Vediamo dove mi porta di qua. C'è un vento pazzesco ragazzi, pazzesco! Che casino! Non è che ho saltato qualche strada? Non lo so. Poi dove sto andando per di qua? Fammi vedere. C'è un ponte lì. Sì, ma va qui il pavese dall'altra parte. Dai che andiamo, Vabbè, a mano. Vabbè, portiamo a mano. Ce la faccio girare qua? Sì. Ragazzi, vi ho fatto perdere troppe chiacchiere. Vediamo se i ciclisti mi dicono su. Ciao. Qua? Oh, proviamo. Vediamo cosa succede. Cioè, allora, pila è lì, quindi proviamo. Apro, lo vivo. Wow, era meglio venire senza bauletto ragazzi, come al solito. Ma me lo sono portato perché oggi sono andato in negozio e devo portare delle cose, mannaggia, non volevo tornare a casa. Va bene, un po' di sterrati. Oh. E via con le danze. Oh. Eccolo là il ponte. Adesso arriva qualcuno che ci dice su: ma perché sei arrivato da sta strada? Paganote poi. Ciao i vigili. Sto registrando? Sì, scusate. Allora, questo è un ponticello che dovrei attraversare. Non c'è nessuno. Madonna moscerini. Ah, non si può in bici? Cioè, cosa? Ok. Sì, ma come? Ma dai! Ah, bello. E dritti dove si va? Boh. Comunque noi dobbiamo andare di qua. Sì. Certo che si può, dai. Pochissimi chili in più.
Andiamo, ci fermiamo a metà, ci facciamo una bella foto in controluce, dai, visto che ci piace il controluce, ma andiamo. Speriamo di non trovare... No, non fermarti là che voglio mettere la mia moto. Ah, ecco. Ok. Mettiamo la moto qua e facciamo, speriamo che sia un chiodi. Oh, guarda che ben. No, bretta così, così. Ok. Non sono ancora soddisfatto, ancora non mi ha realizzato questa zona. Procediamo. Di là c'è la spiaggia Bocca 7 dove sono andato 2 o 3 volte quest'estate con Elena. C'è un vento pazzesco! Allora Osman mi diceva di andare per di qua, però qua fra un po' mi dice che c'è strada chiusa. In più ho un'altra batteria quasi scarica della GoPro, ma dai. E qua dove si va? Posso andare su? Ma no, ma dai! Eccetto autorizzati, eccetto mezzi autorizzati. Scusa, non posso, perché non posso? Me ne frega niente. Ah, perché c'è scritto autorizzati è un conto. Aspetta, niente, sinceramente è un po' un casino perché trovi tante strade, alcune non puoi entrare, alcune ti dicono che è chiusa, poi diventa senso unico. Cioè, e poi ne trovo di sterrati qua, per esempio ce n'è uno, ma come si entra, come si sale, poi vuoi salire e c'è il simbolo che non puoi entrare. No, non mi sto divertendo, non mi sto divertendo. Ragazzi, sì, è tutto un gran casino qui, quindi io mi affido un po' a dove voglio andare, un po' a Osman e un po' anche ai cartelli che trovo. Qua c'era un cancello aperto, non c'è scritto divieto, non c'è scritto niente. So che questo argine porta poi a una strada normale che devo andare a fare, che poi mi fa attraversare con un ponte una zona che poi mi porta a questo nuovo posto dove devo andare. Magari qua non posso andare e vabbè, tornerò indietro, cosa volete che vi dica. Un po' disterrato, dai, almeno mi rende un po' di gioia. Poi se è un problema attraverso il fiume di qua, non c'è nessuno qua, con la strada continua. Là c'è un tipo che mi sta aspettando. Cazzo ragazzi, abbiamo trovato cancello chiuso, cazzo, e adesso mi tocca tornare indietro. Porca troia, che sfiga. Oddio, ce la faccio? Sì, dai, a parte sto coso di qua ce la faccio di più. Dovrei attraversare. Che cazzo. Cose illegali e dove trovarle? Sì, dai, ce la fo. Dai, non cade giù. Via. Sì, dai. Sapevo io che dovevo stare da questa parte. Dai, via da di qua, Che cazzo. Scampa. Dai, che qua è più semplice. Mamma mia, dove cazzo vado? Boom. Ok, allora ho fatto tutta questa strada con dalla parte opposta di questo argine quel signore che sta arrivando verso di noi in questa maniera molto minacciosa, quindi andiamo via. Strade infinite in mezzo ai campi. Io mi aspettavo più argini in mezzo al mare, ne ho beccato uno. Io so che sto sbagliando strada, che non sono quelle giuste, però cioè trovo troppi divieti, non mi capisco, non capisco, perché veramente ve lo ripeto, non ne posso più, perché ogni posto dove vado che potrebbe essere carino trovo eccetto veicolo utilizzato, proprietà privata, divieto di accesso, cioè mi fa andare solo per di qua. Adesso guardo, no? Cioè, oppure questa stradina che mi porta a sinistra di là, e poi lì c'è un altro, non si può passare, cioè che basta.
Ma che noia, questo dove va? Va dritto, allora si può andare dritti. Vediamo un po', studio la mappa. Mi dice che di qua, se proseguo, dopo mi fa andare a sinistra, ma la mia direzione invece è sempre giù per di là al sud. Quindi l'unica è passare per di qua. Però di là non si può. Cazzo, ma non si può neanche di là. No, ma io basta, mi ritiro. Fammi vedere. Cioè io non posso andare giù per di là, dove sono le capre. No, non posso neanche andare giù per di là, ma basta. No, basta, cioè. Ok, intanto questa strada c'è scritto proprietà privata e spuntano 2 moto perché hanno provato a farla. Ops, mi fa tornare indietro. Ciao. Io non posso andare per di là. Ci vanno tutti, perché non ci vado neanch'io? È brutto se vado su per di là? Posso? Tutto a posto? Ciao, grazie. Boh, proviamo. Che pecore. Allora, lui mi ha detto che forse tutte ste zone ti dicono no, non puoi, no, non puoi, però non c'è nessuno, non c'ho sbirri, roba così, ci passi, non lo so. Comunque questo argine così, ok, non sono contento ragazzi, non sono contento, ancora non sono contento. Vabbè, neanche un posto bello per far foto mi viene. Sono triste. Cioè all'inizio era bello che c'erano gli aironi, era carino quello là, però comunque allora direi che se qualcuno che ha guardato sto video conosce queste zone e vuole commentare dicendomi Ale, che cazzo fai, che cazzo di strada hai fatto, sei un mona, non è quella la cosa figa di quelle zone, ti porto io. Adesso per esempio mi sta trovando questo sterrato Osman da seguire, vediamo, vedi divieti dappertutto. Cioè se questa persona che vorrà portarmi un giorno, volentieri facciamo un giro serio, facciamo anche una traccia GPX, registriamo. Magari adesso mi diverto su un po' di uno sterratino. Oh, un po' di sterrato. Maledetto bauletto! Perché ho portato il bauletto? Non era programmato fare questo giro. Lo sentite sbattere dietro? Maledetto! È anche vuoto, è anche vuoto! Vabbè. Qua era bello correre un po'. Mamma mia che buche, porca troia, piano. Boom boom. No, io dopo questa bella stradina che mi ha fatto soffrire per il bauletto, arriviamo qua per fare quel ponte. Ovviamente di qua è sterrato ma non so dove porta e Osman mi dice gira a destra. Di qua ovviamente la sbarra ci fa capire non possiamo entrare. Arriviamo qui che c'è il ponte, con strada normale là, e qua c'è scritto eccetto sono autorizzati. Mamma mia, ecco che la seconda non entra come al solito. Andiamo, eccetto autorizzati. Che cazzo, cioè una volta, due posso dire ok, ci faccio la battuta, ma se tutta la zona qua di strada è così sì, cioè magari si può passare. Oh, non ho trovato nessuno e mi ha rotto le palle. Ora asfalto, via. Andiamo a vedere dove andiamo a finire. Oh, barche. Adesso mi fermo magari in questo piazzale gigante, cerco una strada. Ok, qua sono in mezzo al c'è il porto,
c'è il porto, che carino, un po' l'acqua. C'è qualcuno? No. Oh, pace, relax. Guarda qua che bello. Speriamo che non sia vetri. Oh, che bello il mare, che bello i porti. Mi manca la Sicilia, mannaggia il vento. Vabbè. Ah, vedete dove sono? Cioè io mi sono perso tante cose fighe secondo me qua, però l'ho girato un po', cioè non so. Adesso scendo giù, non faccio di qua ma vado via dritto, faccio tutta questa parte qua, sbuco a Bacuco perché sono un bauco e poi risalgo. Cosa volete vi dica? Andiamo a vedere sto ponte, dovrebbe essere il ponte quello con le barche questo, non lo so. Andiamo via. Ovviamente un altro segnale che non si può andare per di là, eccetto autorizzati, eccetto mezzi autorizzati, eccetto biciclette. Che do coglioni. Ma porto, pesca, peschereggio. Andiamo per di qua. Allora, se la strada è questa, ok, siamo arrivati alla porta più sud, dove troviamo barricata e la spiaggia barricata. Qua ci sono moto parcheggiate, forse sono andati a farsi una passeggiata. Io proseguo a destra. Cosa c'è di bello da vedere qua? Che tutti si fermano. La spiaggia? Oh, la spiaggia. Oh. Boh. Guarda che campeggio gigante. Guarda che campeggio gigante qua, pazzesco. Ecco, guarda la spiaggia. La spiaggia sembra carina anche. Tutti questi qua sono in spiaggia, ovviamente. Guarda quante belle casette. Madonna, che campeggio. Qui c'è un'altra collega in moto. Yeah. Bello, sembra bello qua. Sembra una bella spiaggia e un bel mare. Ecco, terra, mare, acqua, mare, terra, mare, argine, infinito, tutto dritto. Ecco, poi qua magari si magna pesce appena pescato, carino. Sì, moto ovviamente, tante moto, rugby, bello, boia, madonna che casino, guarda quante queste qua. Va bene dai, forse la parte più carina è questa qua finale, dove hai questo argine lunghissimo che costeggia tutta la parte esterna, diciamo, di queste penisole, piccole penisole, dove a sinistra trovi il mare e a destra trovi sempre i campi, dove sono argini con un vento pazzesco, un cielo infinito. Oggi è una bellissima giornata, però c'è sempre un però. Allora, visto che ho un po' di fame e c'è questa bellissima ora di tramonto, vediamo se è una buona idea oppure no. Mi fermo qui, mi mangio l'ultimo panino che avevo prenotato lì,
Non penso che dia fastidio a qualcuno, ci sono un po' di insetti, ma se vado a sedermi lì, andiamo a vedere. Allora, se ci sono... Sembra carino, guarda che bello, adesso cade. Oh, paura! Ci sono insetti? No, non sembrerebbe. Bella barchetta, è da fare una foto così verde da sola. Guarda che bella contessa, è da fare una foto con sto sole. Troppi moscerini. No, ma ci sono anch'io in foto, però non voglio venire anch'io. Ci facciamo una foto con lei? Così. Ora vi faccio vedere questo famoso ponte al tramonto. Oh, a passo d'uomo. Wow, me la faccio col tramonto, ragazzi. Ecco il famoso ponte con le barche. Ma sì, dai, Delta del Po, dai, qualcosa in più c'è, soprattutto qua alla fine, queste stradine così al tramonto, secondo me, ragazzi, al tramonto è bello, guarda quelli là, al tramonto è bello, di mattina presto anche, se vieni, e poi boh, nel senso, qua c'è un altro sterrato, non mi fa andare giù per di qua, ma non posso andare per di là io, mi fa tornare indietro, ma noi andiamo tutti per di qua. Avevo parlato che d'estate ho l'esperienza che in queste zone ci sono insetti, ma in verità anche adesso c'è una botta di insetti. Oh, guarda che bella stradina che ho trovato adesso. Ricordiamoci che dobbiamo andare sempre verso casa. Qua non c'era scritto niente, si poteva entrare, non si poteva entrare, è tutto aperto, anzi ha anche un nome, via Bacucco. Via Bacucco, me la faccio tutta sta via Bacucco, in cioè, ma qua ci si perde, Ci saranno due strade, però su uno spazio aperto così ci si perde. No, è finito già lo sterrato, ma che noia. Ah, dai. Va bene, finito. Ma secondo voi io posso passare per di qua? Sì, madonna. Bello. Oh. Allora, amici del tubo, magari molti di voi lo sanno, ho trovato un altro, vedete là in fondo, non so se si vede, un altro ponte con le barche, però lì che faceva più schifo, era più distrutto, costava 1,50 € passare, con in mezzo il tipo con alte paghi, con scontrino anche. Vabbè, ma siccome non si poteva proseguire, dovevo per forza ritornare indietro, lo fanno apposta forse, sono passato e gli ho dato 1 euro, avevo 2 euro in tasca e vabbè. Quindi da adesso, che bello, adesso torniamo seriamente a casa, penso. Tanto è per di là che devo andare, almeno mi faccio questo ultimo argine. Bello, il tramonto, ragazzi, vince sempre, che figata, che bello, che romantico. Ecco, vedi, col proprio compagno e compagna porterai Elena qui adesso a quest'ora, però il tramonto dura poco, quindi oggi è stato perfetto nel partire all'1, perché ho chiuso il negozio, ho preso 2 panini, me ne sono mangiato uno, sono partito all'1, alle 2 ero in zona, quindi ho iniziato a vedere le prime parti che erano un po' noiose mentre cercavo posti carini,
e poi sono iniziati questi posti qua che con il tramonto è bello romantico, dai. Oppure si viene qua al mare in moto, magari Bocca 7 oppure la Barricata, e poi quando è il tramonto si torna, o anche dopo si può stare là. L'ultimo sterratino con furore, con passione, passiamo davanti a casa di qualcuno. Mi sono dimenticato che è pieno di insetti. Fanculo, non voglio più venire qua, ci sono troppi insetti, ti entrano anche dentro le mutande. Semafori quelli belli. Allora ragazzi, sto pensando di togliere qua lo spoilerino piccolino sopra, tanto io sono basso, l'aria dovrebbe arrivarmi tipo dalla fronte del casco in su, non dovrebbe darmi troppo fastidio, per un motivo più che altro sia estetico che per la visuale della GoPro, vedete? Se non ci fosse sarebbe più libero. Allora, sono arrivato a 94,9 km di riserva. Io ho già testato la mia Himalayan, so che arriva a 180 km di riserva, ma è meglio non arrivarci, cioè a 150 dovete fare benzina, ve lo consiglio. Io sono riuscito ad arrivare a 180 proprio a singhiozzo, piano piano, e sono riuscito a fare poi la benzina, ma fino a 150 potete stare tranquilli. Poi non so se cambia da moto a moto, ma non penso. Io arrivo fino a 150 in sicurezza ogni volta, quindi ho ancora 50 km da fare, ma appena trovo un benzinaio mi faccio benzina. Non ho calcolato quanti chilometri ho fatto oggi e questo mi dispiace tantissimo. Grazie per lo scalino. Via. Ragazzi, grazie per essere stati con me. Mi sono fatto un bel giretto nel delta del Po. Vi consiglio di andarci magari in gruppo per fermarvi anche a mangiare e bere, o col posto compagni e compagna, e godersi il momento del tramonto, perché è la parte più bella. Cercare, come avete visto, le strade più belle. Io non ho fatto un file per fare la strada, ma alla fine basta che percorrete tutta quella strada, tutta quella zona, andando per paese, trovate sicuramente dei bei sentieri, delle belle strade. Ciao, al prossimo video.